Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via mail e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi, ci sono anche il canale Telegram e il canale WhatsApp, sempre gratuiti. Zaia eletto presidente del Consiglio Veneto, vicepresidenti Francesco Rucco di Fratelli d'Italia, Andrea Micalizzi del PD, Vicentino e Padovano. La veronese Bigon in ufficio di presidenza in quota minoranza. Torna in consiglio Alberto Bozza dopo la rinuncia di Tosi. Vediamo sul sito dailyverona.it. È iniziata qualche minuto dopo le 15 di oggi la prima seduta del nuovo Consiglio regionale del Veneto. Come anticipato, a essere eletto presidente è stato Luca Zaia, 34 voti per lui a fronte di 17 schede bianche, esattamente i numeri di maggioranza e opposizione. C'è anche una veronese nell'ufficio di presidenza, Anna Maria Bigon del PD, eletta consigliera segretaria in quota minoranza. Spero che questa nuova presidenza possa essere veramente terza rispetto al dibattito, anche se non è semplice, ha dichiarato Zaia, che arriva da 15 anni di presidenza della giunta regionale. Vi annuncio già che non voterò i provvedimenti, ha detto Zaia. I vicepresidenti, appunto, Vicentino Rucco, Fratelli d'Italia, Micalizzi Padovano, vice sindaco di Padova, appunto fino all'elezione in consiglio regionale del Partito Democratico. Consiglieri segretari Jacopo Maltauro, anche lui vicentino, Forza Italia, e in quota minoranza PD Anna Maria Bigon, veronese, già sindaca di Povegliano. Il presidente della regione Veneto Alberto Stefani ha chiesto la convocazione di una nuova seduta per presentare la giunta. Già in consiglio anche il veronese Alberto Bozza dopo la rinuncia di Flavio Tosi, che resta al Parlamento europeo. Trovate tutto qui sul nostro sito Daily. Restando in tema politico, Bigon, appunto unica veronese, unica donna, un ruolo importante ma meno politico della vicepresidenza della Commissione Sanità che aveva avuto nel mandato precedente, quindi una nomina appunto importante come ruolo, però un ruolo un po' dietro le quinte rispetto al ruolo molto più politico di vicepresidente di commissione che aveva fino a un mese fa sostanzialmente, quindi una promozione diciamo tra virgolette per Anna Maria Bigon, che sappiamo anche all'interno del suo partito ha qualche frizione. A Verona 180 verbali per divieto di sosta nel weekend di Santa Lucia. Nel fine settimana dei mercatini la polizia locale ha rafforzato i controlli con sanzioni e rimozioni, interventi mirati per gestire l'elevato afflusso di turisti e garantire la sicurezza. E proprio in questo senso l'assessora alla sicurezza di Verona Stefania Zivelonghi ha detto: è andato bene l'ultimo fine settimana, ricordando che dal 20 dicembre come lo scorso anno, come lo scorso Natale, torna l'ingresso dal Teatro Nuovo. C'era stato quell'oscuramento del cortile di Giulietta per fare in modo che non ci sia assembramento davanti. Ricercato in Ungheria, arrestato in Toscana, risultava residente a Grezzana, 49enne con residenza fittizia appunto nel comune della Valpantena, accusato di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti in Ungheria. Dovrà ora scontare 2 anni di carcere. Furto e spaccio, 2 arresti a breve distanza la scorsa notte a Verona, un 28enne arrestato per furto in supermercato in centro e un 31enne per spaccio a Veronetta. Proseguiamo con le notizie sempre dalla città. Emergenza casa, l'Alleanza dei Comuni propone un piano nazionale. Alla Camera dei Deputati l'Alleanza Municipalista per il diritto alla casa, con oltre 40 assessori, tra cui la veronese Luisa Ceni, ha denunciato il peggioramento dell'emergenza abitativa e presentato un piano nazionale in 10 punti. Al Saval via al nuovo mercato di campagna Amica, ogni lunedì prodotti locali e di stagione a chilometro zero. In provincia, Valeggio celebra la sua storia, aperto al pubblico il giardino storico di Villa Sigurtà, inaugurata Piazza Conte Carlo Sigurtà a Valeggio e anche appunto aperto dopo un importante intervento di restauro il giardino della Villa Sigurtà. Controllo del vicinato a Povegliano, installata la segnaletica in paese. Dopo l'avvio della formazione, il comune ufficializza il progetto con i nuovi cartelli e una rete di cittadini divisi in zona blu e gialla che collaboreranno con le forze dell'ordine e la polizia locale.
Proseguiamo con gli autovelox a Verona. Questa settimana sono in particolare i controlli della velocità in via Quinzano, via Fabbricato Scolastico, via San Michele, via Montorio, via Palazzina e via Passo Acquar. Dalle pagine dell'economia è ufficiale, AGSM IM diventa Magis, qualcosa in più. Presentato in grande stile nel Palazzo della Guardia a Verona, il rebranding della società veronese vicentina. Obiettivo: posizionare l'azienda tra i principali player nazionali. Gremita la sala della Gran Guardia, oltre 700 collaboratori e collaboratrici, i vertici della società, i sindaci di Verona e Vicenza e l'ideatore del rebranding Paolo Iabichino. Il nuovo brand, spiega la società, nato da un lavoro complesso durato più di un anno, porta a compimento una riflessione sull'identità dell'azienda e ha ridefinito mission, vision e purpose. L'obiettivo è quello di accompagnare il nuovo piano industriale e l'ambizione di posizionare l'azienda tra i principali player nazionali. Magis, che nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome AGSM IM, in latino significa di più, ma anche oltre, verso il meglio, parla di progresso, ambizione e trasformazione, prende per mano e accompagna dentro questa nuova storia di marca che nasce sulle fondamenta di oltre un secolo di storia. Appunto sia GSM che AIM, che erano le due società veronese e vicentina che hanno composto il gruppo, avevano veramente storie centenarie. Dazi e tensioni non frenano l'export, Verona cresce ma soffre sugli Stati Uniti. I primi 9 mesi del 2025 le esportazioni italiane tornano a salire, più 3,6%, bene anche il veronese più 1,9%, ma verso gli Stati Uniti la provincia scaligera registra una flessione. Proseguiamo con lo sport. Zanetti, partita completa in pieno spirito Hellas, questo è il commento sulla vittoria con la Fiorentina per 1-2. La Virtus Verona smentisce le accuse di razzismo degli inglesi del Queen Park Rangers. La società di Borgo Venezia smentisce in modo categorico che un proprio atleta abbia pronunciato un insulto razzista durante un torneo giovanile under 13 che si è svolto lo scorso weekend. Chievo in caduta libera, sconfitto 0-2 dal Leon. Rana Verona si ferma con Modena ma è seconda al Giro di Boa, dopo 5 vittorie di fila. Rana cade 2-1 contro la Valsa Group Modena, ma al secondo posto a metà stagione resta un risultato storico in vista dei quarti di Coppa Italia. Verona Rugby invece vince, domina con la Capitolina e guadagna 5 punti in classifica. Spettacoli, eventi, cultura, PU60, la grande celebrazione all'Arena di Verona. Il 14 e 16 maggio 2026 i PU festeggiano i 60 anni di carriera con 2 concerti evento in arena accompagnati da un'orchestra di 40 elementi diretta dal maestro Diego Basso. Giobbe Covatta al Teatro Dim con 6 gradi, venerdì a Castelnuovo del Garda va in scena uno spettacolo ironico e illuminante sul cambiamento climatico tra risate, musica e un messaggio urgente per il futuro. Come sempre sul Daily trovate anche i consigli cosa fare a Verona e provincia domani, martedì 16 dicembre. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily. Vi ringrazio per averci seguito, vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali.